Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra trasmissione, 7 in punto. Parliamo di attualità, parliamo di commercio, ma anche di situazioni che indubbiamente si ripercuotono sul nostro Paese, ovvero la situazione legata ai dazi, all'incertezza che governa il mondo in questo momento. Abbiamo due ospiti questa mattina, entrambi rappresentano Confesercenti Veneto Centrale. Flavio Zanonato è il direttore di Confesercenti Veneto Centrale, Flavio Convento il presidente vicario. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. E da cosa cominciamo? Cominciamo da qui, direi. Non si può non cominciare da uno sguardo generale su quello che sta accadendo, dalle preoccupazioni che ovviamente il mondo del commercio ha. E certo la vita delle città magari viaggia a un altro ritmo, viaggia su temi legati al local, diciamo, però non ci dobbiamo nascondere che questo comincia a sentirsi. Direttore, cosa pensa di quello che sta succedendo? Se stiamo parlando dei dazi è una situazione abbastanza incredibile, perché Trump minaccia, poi ritira, ed è una cosa che va avanti ormai da quando è stato eletto. Adesso ci sono anche i giudici che lo bloccano, quindi si è inserito un nuovo elemento. Questo dà l'idea che anche negli Stati Uniti d'America c'è qualcuno che controlla che chi governa si muova all'interno delle normative e delle leggi. E questa situazione crea un'enorme incertezza non tanto per il commercio locale, soprattutto per i produttori. Noi siamo grandi produttori ed esportatori in tre grandi settori. Il primo settore è quello della meccanica di precisione, è il primo oggetto che noi esportiamo in America. Tenete presente che l'Italia, non avendo materie prime, è un paese che costruisce le cose, importa le materie prime, le costruisce e le esporta, e quindi per noi è fondamentale. Un secondo settore è quello della moda, siamo famosi con i francesi per avere le cose più belle nel campo della moda, e gli americani sono molto affezionati alla moda italiana. E il terzo settore, pari merito, direi, è il food: vino, cibo, formaggi e tutte le cose che caratterizzano il cibo italiano. E se il cibo italiano costa il 50% in più rispetto a quanto costava, è evidente che negli Stati Uniti ci sarà un crollo dell'acquisto del cibo italiano. Ma è solo negli Stati Uniti, oppure questa cosa in qualche maniera torna indietro anche da noi? Perché comunque, voglio dire, questi produttori magari spalmeranno anche su tutto, su tutta la filiera. Pensiamo per esempio al Prosecco. Il Prosecco oggi è il vino più venduto al mondo, pare incredibile, ed è qui Veneto. Ed è un vino che agli americani piace moltissimo, il Prosecco. E non è che possiamo bercelo tutto noi italiani, il Prosecco, c'è niente da fare. Possiamo provare, ma quindi, sì. Il Veneto diciamo che dà il suo contributo. Sicuramente i produttori cercheranno nuovi mercati, andranno in mercati diversi, mercati asiatici, la Cina, eccetera. Però prima di ricostruire un mercato come quello americano, che è un mercato fondamentale, uno dei più grandi mercati del mondo, è molto complicato, quindi ci saranno delle sofferenze. Noi di rimbalzo avremo delle sofferenze, perché vuol dire che il reddito complessivo degli italiani, e quindi dei consumatori, cala, e ci sarà anche un calo negli acquisti dei prodotti, però lo avvertiamo con un ritardo, non è una cosa immediata. Allora, abbiamo detto il commercio e la città come tema della trasmissione, quindi ci caliamo nella città di Padova, nella città di Vicenza. Questa Confesercenti Veneto Centrale lavora a cavallo tra queste due realtà. Padova in particolare è una realtà molto vivace dal punto di vista del commercio, però in questi scenari bisogna mettere in atto delle strategie per far vivere le città e il commercio, anche perché non dimentichiamoci che siamo di fronte a una rivoluzione digitale, e quindi questa è quella che spaventa più di tutto. Come si interviene? Su quali linee si può immaginare una città che viva intorno al suo commercio, ai suoi esercenti, ai suoi negozi? Allora, partiamo da un fatto: il commercio è l'inizio della vita aggregata delle popolazioni. Sono 10-12 mila anni che ci siamo fermati da animali nomadi, siamo diventati animali sedentari, abbiamo diversificato tra di noi le attività e produciamo cose diverse, quindi ce le dobbiamo scambiare. Questo ha generato la matematica,
perché devo contare quello che ti do e tu conti quello che mi dai, poi moltiplichiamo per un coefficiente e possiamo fare gli scambi. Nasce la matematica. È iniziata la mobilità, perché per spostare le merci bisogna avere dei posti dove far viaggiare delle barche, poi delle navi, delle strade per i carretti, eccetera. Quindi il commercio è una cosa fondamentale. Oggi nelle città il commercio cos'è? Soprattutto il commercio piccolo, di vicinato, è la garanzia di una sicurezza nelle città. Vuol dire A, qualità della vita superiore. La persona scende di casa, trova un bar, trova un posto dove stare, va a fare un piccolo acquisto, compra quello di cui ha bisogno e vive una vita di comunità. Il grande commercio organizzato, che ovviamente ha la sua funzione, adesso noi non lo mettiamo in discussione, è un commercio invece che disertifica. Faccio un esempio semplice: se fatturiamo 100 milioni di euro in un'area della città e apre un grande centro commerciale che fattura 20, resterà 80 per tutti i negozi. Un calcolo semplice. Banale, no? E questo è un problema, perché le città desertificate sono città meno sicure, meno vivibili, meno belle, e dove in particolare categorie deboli, mamme con bambini, anziani, fanno fatica a vivere. Gli anziani in particolare non possono fare l'acquisto immediato sotto casa, dopo un po' vanno in casa di riposo. Certo. Con costi Questo è un anche grande sociali. tema, questo è un tema importantissimo per la vita delle città, perché esistono gli anziani, esistono le persone fragili, esistono anche le mamme con i bambini che magari hanno difficoltà appunto anche a spostare i bambini, le carrozzine, tutto per andare anche semplicemente a comprare un po' di latte, quelle cose che mancano in casa quotidianamente, quindi è un tema molto interessante. Ci teniamo molto a mostrare che c'è questo aspetto nel commercio che spesso non viene valorizzato, cioè uno vede la bottega e dice un commerciante che pensa soltanto a guadagnare. Sicuramente il commerciante deve sbarcare il lunario anche lui, no? Ma garantisce una qualità sociale che altrimenti non c'è. Poi abbiamo l'e-commerce, ma sull'e-commerce abbiamo il nostro presidente vicario. Ecco, appunto, allora caliamoci nella città di Padova o di Vicenza per fare degli esempi. Appunto, qual è la tendenza? Vediamo che c'è un ricambio di negozi, però anche una volontà di tenere, insomma. Ma guarda, io penso che uno slogan che Confesercenti penso che lo porta avanti da 20 anni è che se vive il commercio e il turismo vive una città, e ci colleghiamo sempre a quello che è stato detto appena adesso. Sicuramente anche il prefetto di Vicenza sulle ultime dichiarazioni che ha fatto, dove l'esercizio di piccolo vicinato, quindi rende sicura una città e vivibile una città, penso che sia il fulcro del discorso e delle problematiche che si creano nelle nostre città. L'e-commerce sicuramente è una parte del commercio, che sicuramente è difficile anche contrastare perché molti giovani utilizzano questo strumento. Se torniamo però che in Italia soprattutto la popolazione invecchia molto e abbiamo una popolazione molto vecchia, dobbiamo capire che dobbiamo dare dei servizi a queste persone. Ricordiamoci quello che abbiamo vissuto 4 anni fa. Sicuramente l'esercizio di vicinato dopo Covid erano quegli esercizi che hanno tenuto vive le città, che hanno aiutato i cittadini, e quindi su questo noi dobbiamo rivolgere molta attenzione. Quindi oltre alla sicurezza e la vivibilità delle città, l'esercizio di vicinato fa un esercizio sociale per tutto il territorio. Quindi diventa fondamentale credere negli esercizi di vicinato, essere vicini al piccolo commercio, perché questo crea questa socialità, questa vivibilità delle nostre città. Ecco, io vedo anche una ripresa della volontà associativa, no? di riferirsi appunto a chi riesce a federare queste realtà, penso a Padova, al distretto del commercio, il tentativo di fare far ritornare il distretto, un'area legata alla moda, alle grandi firme in città, la valorizzazione di Via del Santo con anche la parte turistica, quindi un po' questa è anche la tendenza, questo è quello che state facendo? Certo, i distretti del commercio ormai sono stati creati circa 10 anni fa, Confesercenti è stata una delle prime artefici per portare avanti questa intenzione di distretti di commercio. I distretti di commercio creano quella vivibilità e quella condivisione tra tutte le attività commerciali e le amministrazioni per riuscire a rendere vivibile una via, una città, un centro. Il distretto di commercio sicuramente grazie alla Regione, con il contributo della Regione, riusciamo ad avere dei fondi sia non solo per la ristrutturazione magari di qualche attività commerciale, ma anche per creare degli eventi, per creare sinergia tra amministrazione, commercianti e cittadini stessi. Dicevamo prima, la vivibilità e il fatto di creare queste situazioni
su certe vie, su certi centri diventa importante. Uno dei progetti che abbiamo col distretto del Padova è il cammino sotto i portici, sappiamo che i portici di Padova... Sì, abbiamo fatto anche noi un bel servizio, Padova è famosa per i suoi portici, diciamo è la seconda città d'Italia per lunghezza di portici e la prima per bellezza sicuramente. Sono 25 km circa, sicuramente coinvolgendo sia la parte culturale, storica della città, ma anche i commercianti stessi. Su questo saranno sicuramente principalmente persone attive i commercianti, circa una trentina di commercianti. Quindi rendere vivi con iniziative, piccoli avvenimenti, concertini, cioè vivacizzare questi portici. Anche dei tour stessi con le guide turistiche e camminare e raccontare anche i nostri esercizi storici, perché noi abbiamo esercizi storici a Padova che hanno più di 40 anni. Quindi sono sul territorio e quindi creano questo aspetto, oltre che culturale, anche economico e sociale delle nostre città. Molto bello infatti questa iniziativa, assieme a un'altra delle guide che avete fatto, perché formare anche delle persone che sappiano raccontare la città, anche istruire questi commercianti a diventare un po' ambasciatori della città, anche questo è fondamentale. Ecco, una delle nostre attività non è soltanto quella di rendere protagonisti i commercianti che si associano, perché noi non vogliamo dire ai commercianti quello che devono fare, vogliamo chiedere ai commercianti di associarsi e di dire quello che ritengono giusto, quindi un protagonismo nel mondo del commercio, non solo del commercio, anche di altre, abbiamo parlato delle guide, di altre categorie di lavoratori autonomi, ne abbiamo associati di diverso tipo, insomma, certo. Per esempio anche un rappresentante si associa con noi, un rappresentante di commercio. Certo, e gli agenti di commercio. Ecco, ci teniamo molto a renderli protagonisti e una delle nostre attività è anche formare i negozianti, gli esercenti, in modo che sappiano svolgere la loro attività al meglio. Padova è una città turistica che sta crescendo vorticosamente. Ha fatto molto bene questo, il percorso del patrimonio UNESCO del ciclo degli affreschi padovani. Noi siamo... Una consapevolezza forse... Abbiamo l'orto botanico che è unico praticamente, anche quello e anche quello è protetto dalle Nazioni Unite. No, è una città che vale la pena di vedere. Naturalmente abbiamo degli avversari, dico scherzando, come Venezia, abbiamo Venezia, quindi... ma anche Vicenza è una città bellissima. Ma sono anche alleati, perché spesso sì, magari certo. le persone fanno il tour del Veneto, quindi... L'ideale... E quindi possiamo cercare di offrire a chi viene a vedere la nostra città qualcosa di bello, perché formiamo anche tutti i soggetti che poi ospitano negli alberghi, nei ristoranti, nei bar e in tutti gli altri punti. Tra l'altro non tutti i padovani e non tutti i vicentini sanno che perle hanno in città. Faccio un esempio che noi a Padova abbiamo l'Ercole della Mannati, quasi nessuno sa che esiste. È una statua alta 7 metri, bisogna andare in piazza degli Eremitani per vederla, chiamare la famiglia proprietaria della statua e di un enorme portale della Mannati ed è uno spettacolo incredibile. È uno, ma ne abbiamo decine di cose che i padovani non hanno mai visto. Non conoscono e quindi abbiamo la possibilità di valorizzare ulteriormente anche angoli nascosti della città, privati. Devo dire che anche il FAI ha avuto un ruolo importante in questo, perché molto spesso apre luoghi privati che nascondono meraviglie, come quella che appena ci ha raccontato Flavia Zanonato, che Padova la conosce molto bene, se non è stato anche il sindaco a lungo, quindi credo che sarà sicuramente un valore aggiunto per pensare a come valorizzare appunto il commercio e il turismo in una città che comunque sta soffrendo un po', bisogna dirlo, per questi cantieri del tram che saranno sicuramente in un prossimo e vicino futuro, speriamo, anche l'immagine nuova della città, però adesso il commercio, insomma... Sì, la nostra associazione è favorevole al tram, certo. Perché è un modo per rendere più moderna la città, avere un trasporto che sia un trasporto da un punto di vista ecologico molto buono, e tutte le cose che conosciamo. Però vogliamo anche che quando ci sono i cantieri ci sia un dialogo con i commercianti che si affacciano sulla strada dove c'è la corsia del tram, in modo tale che
ci sia il massimo di riduzione delle problematiche, perché se un negozio si trova di fronte alla barriera del cantiere per mesi, ovviamente soffre moltissimo. Che poi è un tema nazionale alla fine, perché dove c'è una grande opera che impatta, ovviamente questo tema si propone, però poi le casse dei comuni sono a secco, quindi dovrebbe essere forse una legge nazionale che prevede un cambiamento di... Io penso che nel momento in cui si fa un business plan di una struttura così importante, di infrastruttura così importante, all'interno di questo preventivo, di questo progetto, ci deve essere anche una parte che riguarda per quei commercianti che vanno in grosse difficoltà. Un ristoro. Un ristoro. Noi l'abbiamo chiesto anche a Vicenza, ma penso anche a Padova, insomma sono quelle situazioni che vengono a crearsi dove mettono in difficoltà non solo perché viene chiusa la strada, ma giustamente il fatturato di quell'attività commerciale per 6 mesi, un anno e soprattutto i tempi dovrebbero essere certi, vanno in difficoltà. E secondo me un ristoro va, che non solo, perché dopo noi ci dimentichiamo, perché noi guardiamo solo la parte, perché per noi il commercio è tutta Padova, non è una via, non è un centro, è tutta Padova, molto spesso sono penalizzati quelli dove passa il tram, però le vie collaterali che magari hanno la chiusura o il cambiamento di senso di marcia vanno in difficoltà anche loro. È molto complessa la cosa, sappiamo che è molto difficile, i commercianti sono i primi ad avere le ripercussioni negative. Come diceva anche il nostro direttore, sicuramente siamo favorevoli perché abbiamo bisogno di infrastrutture che ci portino a fare quel salto che serve alla nostra città. Certo, 2 linee insieme, bisognava prendere i fondi perché sono fondi PNRR, quindi hanno targa finale 2026 e quindi adesso o mai più, però insomma sta facendo... Ecco, però mi interessava capire, perché sono stata sabato, una bella iniziativa si chiamava Padova Art District su Via Dante, con ipotesi di pedonalizzazione, molto bella, un distretto dell'arte che si sta creando spontaneamente alla fine da un'unione di privati che sta facendo delle belle iniziative nella zona. Ho visto Via del Santo con alcuni negozi che sono molto tematici, anche legati proprio al turismo religioso o anche la pasticceria, che è un'altra delle caratteristiche della città di Padova, e comunque questa faccenda delle 2 linee nuove del tram e dell'adeguamento anche della viabilità probabilmente porterà a un allargamento delle aree pedonali. Su questo c'è una strategia, c'è un'idea vostra? L'idea fondamentale è quella di utilizzare le tecnologie di adesso che non c'erano nel passato. Parliamo dell'uso di telecamere, della possibilità di aprire e chiudere varchi in orari diversi, in modo tale che siano in grado di convivere sia sicuramente i residenti, perché il residente deve andare a casa e deve essere rispettato, però il residente è una piccola frazione del traffico. Tutti i mezzi che vanno a rifornire ovviamente i magazzini dei negozi, perché un negozio deve rifornirsi continuativamente di prodotti, e anche il passaggio di soggetti che possono andare in negozio. Oggi è possibile, articolando gli orari, avere orari pedonali, non passa nessuno, tranne i residenti, orari invece a traffico limitato, passano solo gli autorizzati, e orari aperti, passano tutti. In Via del Santo stiamo vedendo una cosa di questo tipo. Ed è interessante, perché siamo interessati a Via del Santo? Oggi per andare dalla Cappella degli Scrovegni alla Basilica del Santo, il grosso delle persone attraversano il percorso, diciamo, via davanti al municipio, via 8 febbraio, poi via Roma, via Umberto, arrivano in Prato delle Valle e poi vanno alla Basilica del Santo. C'è un percorso più rapido, questo percorso è intasato, è un percorso dove da un punto di vista pedonale non si passa quasi più, mentre il percorso via del Santo è un percorso più breve, molto, molto bello. C'è l'università anche, ecco, la città di Padova è una grande città universitaria, non dimentichiamocelo mai, e quindi vorremmo che fosse valorizzato anche quest'asse. Non è che penalizziamo uno, valorizziamo uno senza penalizzare l'altro. Ho fatto bene a ricordare l'università, perché il commercio a Padova è anche commercio legato a questo mondo, sono 70.000 persone, quindi non è poco, insomma, è in una città che hanno bisogno di servizi, quindi c'è anche un commercio di servizi molto, molto importante legato a quest'ambito. Ecco, il turismo ha visto appunto una forte crescita e voi avete deciso di investire nella formazione, avete come Confesercenti un ente
l'ente che si occupa proprio di formazione, che è CESCOT, da molti anni. Ecco, in questo senso cosa state facendo, cosa c'è di nuovo? Ma sicuramente il CESCOT è il nostro ente di formazione, CESCOT Veneto, quindi per quanto riguarda il Veneto, soprattutto a Padova, la sede fondamentalmente è a Padova. Stiamo strutturando una serie di progettazioni per quanto riguarda sia l'aspetto turistico, formativo e soprattutto per quanto riguarda le guide. Noi sappiamo che è cambiato il regolamento, ci sono delle nuove metodologie per diventare una guida turistica, ci sono dei corsi abilitanti, dei corsi strutturati apposta per riuscire a fare la guida e anche la formazione continua, perché noi sappiamo che... E mancano a Padova le guide? Guide a Padova ce ne sono, dobbiamo implementarle, sicuramente c'è molta richiesta perché abbiamo visto anche il bando che è stato fatto a livello nazionale, si sono presentate moltissime persone che vogliono fare le guide, è molto affascinante come lavoro sicuramente, abbiamo delle guide molto brave qui nel Veneto e dobbiamo utilizzare queste peculiarità per riuscire a far conoscere meglio la nostra città. Nel turismo le guide secondo me sono una parte fondamentale del turismo di Padova e a livello nazionale. Eh sì, il racconto come sempre. Tra l'altro Fabio Convento era presidente della FAIB, che è la federazione dei benzinai, che è sempre stata una federazione di riferimento molto importante anche a livello nazionale proprio da Padova, e adesso abbiamo un nuovo presidente perché appunto lei è diventato presidente vicario di Confesercenti, però si parla in questi giorni di un'ipotesi di vedere impennare di nuovo il prezzo dei carburanti. C'è qualche sentore, c'è preoccupazione? Sicuramente il prezzo del carburante è molto volubile, quindi non è facile capire quando, perché molto spesso si parla dell'aumento del petrolio, i dazi potevano essere anche questa causa di aumenti. Diciamo che si è livellato un po' il prezzo negli ultimi anni, non penso che nell'ultimo anno. Non arriveremo più a prezzi, immagino, esorbitanti come quelli di qualche anno fa. Sicuramente la nostra categoria, e io faccio intanto gli auguri al nuovo presidente che è Paolo Benvenuti, l'abbiamo eletto ieri sera, siamo in fase assembleare, quindi lui sarà il nuovo presidente della nostra Confesercenti, FAIB Confesercenti Veneto Centrale, e sicuramente un settore che è in grossa difficoltà. Sappiamo benissimo quanto sia fondamentale questo settore sull'economia italiana, perché le merci soprattutto passano su gomma e quindi l'aumento del prezzo diventa un aumento per tutta la filiera. Speriamo, insomma, e su questo abbiamo sicuramente con il governo in questi mesi qua stiamo facendo una riforma strutturale per quanto riguarda questo settore, perché io penso che per abbattere anche i prezzi questa riforma diventa fondamentale. Noi sappiamo che in Italia ci sono 24.000 impianti, sono troppi gli impianti, dobbiamo ridurre gli impianti, dobbiamo dare una marginalità sicuramente a queste gestioni. E un altro aspetto sociale che magari ci siamo dimenticati, sicuramente le riforme che non sono state fatte negli ultimi anni hanno perso posti di lavoro. Voi calcolate che negli ultimi 10 anni in Italia in questo settore abbiamo perso circa 400 dipendenti, quindi diventano operatori o dipendenti, diventa anche un aspetto sociale. Certo. A livello italiano sono quasi 10.000, non ce ne rendiamo conto, ma se non riusciamo a fare questa riforma avremo dei grossi problemi a livello anche sociale. Aggiungo una piccolissima cosa, perché lui, essendo della categoria, magari è un po' imbarazzato a dirla. Sapete quanto prende un benzinaio se dà 100 litri di benzina? Invece con 100 litri di benzina vuol dire un pieno e mezzo in una vettura normale. 100 litri di benzina prende 4 euro. È poco. Lode. È chiaro. Sì, che poi non lo sapevo, ma il prezzo non lo fa il distributore, ovviamente lo fanno le case petrolifere, quindi sostanzialmente sì, è imposto da qualsiasi via al suo prezzo che non è deciso dal gestore. Assolutamente no, e poi, se parliamo di qualche mese fa quando è venuto fuori il prezzo medio del carburante, sì. Anche lì un'articolazione fatta dal governo che non è servita a niente, perché noi l'avevamo detto fino all'inizio, sicuramente andavamo a creare ancora più confusione all'utente finale, e quindi fortunatamente hanno abolito l'articolo 7, quindi non è più obbligatorio il prezzo medio carburante. Però ha creato questo imbarazzo e anche siamo passati per speculatori, ha fatto benissimo il direttore. Sì, ha dato l'idea che fosse colpa del benzinaio, se la benzina è cara, non è vero. Non è vero. Altra cosa, fatto di cronaca, così magari affrontiamo da questo 2 secondi solo, l'ultimo fatto di cronaca che è successo a Roma, un gestore che è stato ucciso ecco, lì purtroppo noi dobbiamo intervenire sui tipi di pagamento, parliamo di tecnologie, parliamo di... Infatti volevo chiudere parlando di innovazione legata al mondo del commercio, questo è importante, cioè, ecco. Ormai il POS è dappertutto, però forse abbiamo parlato sempre di tradizione quando parliamo di commercio, però l'innovazione è una parte importante.
Innovazione, anche questa è una parte di sicurezza per quanto riguarda il gestore ma tutti i commercianti. Certo. Io penso che noi abbiamo fatto delle battaglie contro la moneta elettronica, ma non perché eravamo contrari alla moneta elettronica, anzi questo ci dà molta sicurezza e secondo me dobbiamo fare una campagna per incentivare a utilizzare la moneta elettronica. Però voi capite che gli importi che noi paghiamo di commissione sulle monete elettroniche, con un importo così basso di marginalità, che vuol dire il 2%, se paghiamo l'1-1,5% di commissioni bancarie, voi capite per noi diventa un grosso problema. Se riuscissimo ad abbattere questo, noi il contante non ci interessa, va benissimo tutta moneta elettronica, però dobbiamo abbattere. Noi abbiamo finito invece il tempo a nostra disposizione, che mi spiace, tornerete, ci sono tante cose da raccontare legate appunto al mondo del commercio in città. Ringrazio Flavio Zanonato e Flavio Convento, i due Flavi della Confesercenti, che appunto ci hanno raccontato un po' qual è il clima, la progettualità che riguarda il futuro della città di Padova dal punto di vista di Confesercenti Veneto Centrale. Noi ci vediamo come sempre domani, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci.